tram di Posillipo al tempo dell'estate. Un fatto graziosissimo accadde un anno fa. Il tram era pienissimo a mezza rintia fuori, quando alla via Partenode sagliette una signora. E allora dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzina Drangata s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinse ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendola, tanto una gamba fuori, come sospirai Cesare per cosce da signora. E allora dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto di Man. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso. Oh, grazie. E s'ammuccaia signora. E allora può addunarmi che dindo tramue. A gente ci guardavano e disse: signor, scendi. Pigliaia menutaccasi a 20 lire all'ora. E a Frisia c'è niente, ma io sola qua signora. E allora senza scrupoli m'accominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora. Io sto all'Hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiaiamo 200 lire più. Tornando immaginatevi, stavo con l'occhia fuori, quando all'Hotel Vesuvio scennette qua signora. E allora qui viene il graziosissimo Cayenne per trasì. A tutti presentavami: presento mi marì. Ma aveva pigliata proprio panuca fune fuori e ghettami in da camera e s'assettai a signora. E allora mentre proprio a steva per abbracciare, vicino alla porta tuccata sentette e tuzzeria. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, ne un cameriere smoking co conte da signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutti e tre. Lei prese il conte: pagalo. 2083. Una pensata ispirata disse: signor, ma non è ora. E il cameriere pratico: pardon signor, signora. E allora lei fa: sei stupido. qua stupida madame. 100 liretti di taxi e 200 per mangiare. 2000 e tante camere, e questa che buon'ora. Cacevo banche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manca lui e no, pigliavo cappello e subito me ne scennetta là. Trovai ancora taxi, chauffeur, pensione Flora e ghetta trova Amelia che m'aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità, che a via vecchia Panova non s'ha da mai cagnare.